Buongiorno, siamo col signor Consonni Carlo, siamo a Nanto in provincia di Vicenza e abbiamo installato da lui un impianto da 2,9 kW di potenza ormai un anno fa e siamo venuti a trovarlo per capire come sta andando questo impianto e se il signor Carlo è soddisfatto del suo impianto. Se consideriamo tutto l'anno e più che è installato, sono soddisfatto del funzionamento. Sono soddisfatto anche del fatto che mi è stato installato, là dove ho richiesto, il collegamento fra L'inverter? Fra l'inverter ed il computer. Quindi il sistema di monitoraggio con il quale può monitorare il funzionamento dell'impianto? Io posso monitorare giornalmente e in qualsiasi momento della giornata il funzionamento dell'impianto e la sua resa. Signor Carlo, lei non aveva dei grossissimi consumi, ok? Però ha voluto a tutti i costi lo stesso fare un piccolo impianto fotovoltaico. Qual è la motivazione che l'ha spinta in questa sua scelta? Le motivazioni principalmente sono due. Primo, avevo un piccolo risparmio da parte che non rendeva, perché la banca invece di darmi gli interessi me li tira via. A questo punto ho detto spendiamoli per qualcosa di utile. Giusto? E questo mi ha collegato al problema ambientale. Il grosso del vantaggio è quello di produrre meno anidride carbonica, nel mio piccolo partecipare a salvare l'ambiente. Ho dei nipoti e voglio lasciargli un ambiente il più pulito possibile. Se tutti facessero questo, il problema forse sarebbe quasi del tutto risolto. Corretto, perfettamente corretto. Quindi una visione ambientale di quello che è il problema, oltre che appunto la visione del risparmio. Volevo chiederle come si è trovato con la mia consulenza? No, mi sono trovato bene perché ho avuto le risposte che mi servivano, nel senso che a fronte di una certa spesa ho valutato che l'impianto che ho scelto, in funzione di quello che mi è stato spiegato, in funzione di quello che mi è stato chiesto come spesa e in funzione di quanto mi è stato dato, ho valutato che il rapporto prezzo e qualità del prodotto e quindi di quanto mi ha dato il rendimento è congruo, è giusto. Perfetto. Grazie. Grazie della disponibilità. Spero, siccome sono già in età avanzata, spero di usufruire di questo il più a lungo possibile. Grazie. Sunshine, every day.